Ligia Virtus rallenta ancora dopo il pari esterno contro l'Athletic Palermo. Arriva un altro 2-2, questa volta dal Contres Barone contro Nenna Maidoma, capaci di riacciuffare il risultato per 2 volte. Un'occasione persa per i giallorossi che con una vittoria sarebbero balzati in vetta solitaria alla classifica. Partono forte gli ospiti, subito pericolosi. De Falco è strepitoso sulla prima conclusione, poi Camarà spreca tutto calciando fuori da 2 passi. Ligea risponde con cinismo, al 20° Calafiore scarica una sassata da fuori aria che fulmina testa grossa, esplode il dal Contres Barone, secondo centro in campionato per il centrocampista barcellonese. Malenna non molle, reagisce subito, De Falco si supera su Dadic, ma al 30° non fu nulla. Pedicone sfonda a sinistra e serve Camarà che insacca il più facile dei gol, è 1-1. Ligia però torna a spingere al 33°, Calafiore centra in pieno la traversa su punizione. Il nuovo vantaggio arriva allo scadere del primo tempo e cessa a battere Torregrossa con un destro preciso per il 2-1 che manda le squadre negli spogliatoi. Nella ripresa i giallorossi cercano il colpo del KO, Squillace sfiora il tris con un gran tiro a giro, ma Torregrossa si oppone. Dall'altra parte De Falco chiude ancora la porta a Camarà. Ligia insiste e costruisce 3 occasioni nitide, Mirasci, Calafiore, poi sulla respinta né Samaché né Squillace trovano la zampata vincente, ma Torregrossa è monumentale e quando non chiudi la partita rischi. Al minuto 80 è infatti distratto a salire in cielo e firmare il 2-2 che gela i tifosi di casa. Nel finale addirittura Lenna sfiora il colpaccio, De Falco dice ancora di no deviando sul palo il mancino velenoso di Ciuna. Finisce 2-2, Ligea resta imbattuta e sale a quota 9 ma spreca l'occasione di volare in testa da sola. Lenna invece strappa un punto d'oro e sale a 3, continuando la rincorsa verso la salvezza.